La Corte Costituzionale ha capito che le riforme in questo Paese dall'alto non si riescono a fare. La Corte Costituzionale ha affidato a noi la possibilità e il tentativo di far partire le riforme dal basso. Quante volte lo aveva detto il governatore del Veneto, dobbiamo tornare padroni a casa nostra, e quello di oggi dal 2014 è sicuramente il passo decisivo, fondamentale per poter aprire la trattativa, quella vera, con il governo. In gioco ci sono 19 miliardi, cioè il residuo fiscale, la differenza di entrate e spese della regione. Il titolo quinto della Costituzione esiste dal 2001, sono passati 16 anni, lì ci sono scritte 19 competenze più altre 3, quindi 22 competenze possibili per le regioni. In 16 anni non c'è stata una regione in Italia che ha avuto almeno una di quelle 23 competenze. Questo la dice lunga sulle trattative con Roma. Oggi a Palazzo Balbi un emozionato Luca Zaia ha firmato il decreto che avrà come conseguenza immediata la comunicazione ai sindaci per la fissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e la trasmissione ai 7 tribunali del Veneto e alla Corte d'Appello di Venezia per la costituzione degli uffici provinciali per il referendum. Insomma, si parte. Io auspico che ci sia dibattito, che sia civile, che non sia l'occasione per i veneti di un'ulteriore divisione, ma si capisca che il nemico è fuori, è Roma e non sono i vicini di casa veneti. Un atto che non a caso viene compiuto proprio alla vigilia del 25 aprile. Abbiamo anche rispetto per il fatto che il 25 aprile è la festa di tutti, la festa della liberazione, la festa di San Marco, la festa dei Veneti, e lo facciamo oggi, e lo facciamo in maniera importante ed è la dimostrazione che noi eravamo sempre pronti.